Buonasera ai titoli con le principali notizie. Tragedia a Messina, una bambina di 8 anni è morta nella notte al policlinico, la causa sarebbe uno shock settico dovuto a un batterio molto aggressivo. A Palermo ennesima aggressione a un operatore del 118, il soccorritore colpito con una testata al volto. A Catania, violenza tra le mura domestiche, il video dell'aggressione pubblicato sui social scatena la nuova furia del marito. Stato di emergenza per le zone colpite dalle alluvioni degli ultimi 2 giorni, lo ha deliberato la giunta Schifani, stanziati quasi 3 milioni di euro per 5 interventi urgenti. E Catania fa i conti con l'ondata di maltempo e sempre più residenti denunciano l'assenza delle istituzioni, polemiche anche per la pista ciclabile al porto, mentre l'asfalto delle strade si sgretola. Dai social alla TV arriva sul palcoscenico Carlo Amleto con il teatro in musica. Calcio, pari in rimonta del Catania Foggia, i gol rossazzurri di Inglese e di Gennaro. Messina fermato in casa sullo 0-0 dal Monopoli, Trapani a valanga sul Cerignola. Eccoci, buonasera. Dunque, tragedia a Messina, una bambina di appena 8 anni è morta nella notte al policlinico. La causa sarebbe uno shock settico dovuto a un batterio molto aggressivo, ci dice tutto Francesco Triolo. Una bimba di 8 anni è morta nella notte a Messina nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico. La causa potrebbe essere stato uno shock settico dovuto ad una infezione provocata da un batterio molto aggressivo. Era stata portata dai genitori nella notte tra sabato e domenica scorsi con la febbre altissima, poi poco dopo le 4 della mattina è morta. Francesca Galletta avrebbe compiuto 9 anni il prossimo dicembre, una tragedia per i genitori che non l'hanno lasciata un momento. Saranno gli esami diagnostici a stabilire quale batterio abbia provocato lo shock e la morte della bambina, che frequentava la 4ª elementare all'istituto Mazzini Gallo, dove stamattina la dirigente ha cercato di informare con tutte le cautele possibili i compagni di classe, ma tutta la comunità era incredula per l'accaduto. Giovedì mattina Francesca si era sentita male, i genitori l'avevano presa anticipatamente a scuola. 2 giorni di febbre alta, la visita del pediatra, ma la situazione non migliorava, così madre e padre hanno deciso di portarla al pronto soccorso pediatrico, dove è giunta disidratata e con febbre molto alta. I medici hanno disposto subito il trasferimento in terapia intensiva pediatrica, nonostante i tentativi di salvarle la vita. Oggi, all'alba, però, una bambina è morta. Adesso a Palermo un soccorritore del 118 è stato aggredito e colpito con una testata al volto. Non è la prima volta che accade. Sentiamo Marco Gullà. Ancora aggressioni, ancora violenza sui sanitari. Teatro di questo nuovo episodio è Palermo, via Leonardo da Vinci. Un soccorritore del 118 è stato aggredito e colpito con una testata al volto. L'operatore era stato inviato con un'ambulanza per soccorrere una coppia rimasta coinvolta in un incidente non grave. Quando i sanitari sono giunti sul posto, un uomo ha prima aggredito il soccorritore e poi lo ha colpito con una testata, provocandogli una ferita che è stata medicata nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale civico. I nostri soccorritori erano intervenuti in maniera pacifica, tranquilla, in 10 minuti, quindi sono un perfetto range che noi abbiamo come come tempi di intervento, ed è stato aggredito con una testata, un atto ignobilissimo che ha causato un trauma cranico, uno stato confusionale e 6 punti di sutura. Era già successo allo Zen qualche settimana fa, oggi la nuova aggressione. Non è un problema di sicurezza dato dalle forze dell'ordine, ma un problema proprio di società, perché siamo noi che dobbiamo difenderci da questi delinquenti. Purtroppo definirli così è brutto, una brutta parola, ma è così. Quindi invito le persone che erano presenti a denunziare se conoscono questa persona, perché dobbiamo dare l'esempio e dobbiamo essere noi a doverci ribellare a queste vergogne. Ancora violenze tra le mura domestiche, il video dell'aggressione pubblicato sui social scatena la nuova furia del marito. Lorena Dolci.
Pubblica sui social il video con i segni dell'aggressione appena subita dal marito, ma fra coloro che vedono il post c'è anche lui che torna a casa pieno di rabbia e ricomincia a picchiarla con calci e pugni, procurandole un grosso ematoma all'occhio. L'ennesima aggressione compiuta di fronte alle due figlie di 2 e 7 anni. Ma la moglie, oltre a riprendersi con il telefonino, aveva chiamato anche i carabinieri che sono intervenuti trovando la coppia ancora in casa. L'uomo è stato subito allontanato dall'abitazione, la donna però non ha trovato il coraggio di portare avanti la denuncia. Ha raccontato ai militari però la vita matrimoniale costellata di soprusi e violenze. Il marito, accecato dalla gelosia, la privava di ogni iniziativa in libertà, impedendole anche di vedere le proprie sorelle, di uscire di casa e addirittura di accompagnare le figlie a scuola. Un incubo peggiorato negli ultimi 4 anni, con episodi quasi quotidiani di violenza fisica. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico. La Giunta Schifani questo pomeriggio ha deliberato lo stato di emergenza e 5 interventi d'urgenza per la messa in sicurezza di fiumi e strade dopo le alluvioni degli ultimi 2 giorni. Maglio Viola. Stato di emergenza regionale per le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi 2 giorni. Lo ha deliberato la Giunta di Governo, convocata con urgenza questo pomeriggio dal Presidente della Regione Renato Schifani. A fronte di una prima stima dei danni che potrebbe arrivare a 10 milioni di euro, la Giunta mette subito in campo le prime risorse, come conferma lo stesso Presidente Schifani. Abbiamo convocato la Giunta in via di urgenza dichiarando lo stato di emergenza regionale. Era un atto dovuto, abbiamo stanziato già 2,8 milioni per primi interventi per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire ai siciliani una vivibilità e una mobilità. Commissario straordinario per questa emergenza è stato nominato il dirigente generale del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato regionale alle infrastrutture Duilio Alongi. Nello specifico sono 5 gli interventi prioritari nelle aree maggiormente colpite, individuate grazie ai sopralluoghi dal Dipartimento Tecnico degli Uffici del Genio Civile dell'Autorità di Bacino della Protezione Civile. Alla foce del fiume Salso, a Licata nell'Agrigentino, sarà avviato un intervento urgente per rimuovere i detriti. Sul fiume di Taino si interverrà con il rifacimento degli argini. A Enna si metterà in sicurezza l'area di frana per consentire la riapertura della viabilità e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Sull'isola di Stromboli, rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione lungo alcune arterie, in particolare nella frazione di Ginostra. La Giunta inoltre, su proposta dell'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dato incarico al Dipartimento competente di delimitare le aree agricole della piana di Licata maggiormente colpite, quantificando i danni che sono stati apportati in questi giorni alle infrastrutture, alla produzione agricola e alle attrezzature. La copertura finanziaria sarà garantita da apposite risorse nel programma di sviluppo rurale. E i danni legati appunto alle piogge di questi giorni a Siracusa hanno fatto scattare tanta paura. Per fortuna soltanto qualche piccola ferita per gli alunni di una classe del Lombardo Radice nel centro proprio della città. Durante la lezione crolla un intonaco del tetto proprio per le infiltrazioni della pioggia. Francesca Loi. Tu eri in classe, cosa è successo? Stavamo facendo le prove delle prove di istituto e praticamente dopo un po' di tempo mi sono fatto malissimo il braccio e ho visto che è caduto un pezzo di cemento grandissimo e affilato e mi sono tagliato pure. Lui ha 9 anni, frequenta la 4ª elementare del Lombardo Radice di Siracusa. Era metà mattina quando questa parte di tetto al primo piano è venuta giù. Sono la rappresentante di classe e la maestra mi ha contattata, ovviamente ci è uscito tutto il cuore dalla gola perché era caduto un pezzo di tetto, perché ovviamente i controlli non sono stati effettuati dopo il grandissimo maltempo di sabato. Per fortuna nessun ferito grave, ma la paura è stata tanta per tutti, bambini, maestre e genitori. La causa del crollo potrebbe essere stata la pioggia, qui lo dicono tutti. La conferma però arriverà dai vigili del fuoco e dai tecnici del comune arrivati subito sul posto. Eppure in questa scuola da poco erano stati fatti lavori proprio sul tetto. È stato effettuato un intervento sia di ripristino del piano superiore, quindi della terrazza, con impermeabilizzazione lo scorso anno dall'ente locale. Per cui voglio dire, in linea teorica era già stato tutto verificato. Noi abbiamo chiesto in più occasioni sopralluoghi vari, però onestamente nel tetto di quest'aula non si vedevano né crepe né nulla. Ma la richiesta di tutti è una: più sicurezza nelle scuole, non solo a parole.
E anche Catania fa i conti con l'ondata di maltempo e sempre più residenti denunciano l'assenza delle istituzioni. Salgono anche le polemiche per la realizzazione della pista ciclabile al porto, mentre l'asfalto in molte strade si sgretola. È una Catania che si lecca le ferite, conta i danni e guarda ancora il cielo con preoccupazione. Oltre alle abbondanti precipitazioni sulla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 piovono segnalazioni ed arrivano da punti geograficamente distanti della città, a testimonianza che i problemi sono in centro ed in periferia. Nell'occhio del ciclone non solo quindi via Etnea, come abbiamo visto trasformata in un fiume in piena, ma anche la zona del porto dove l'incompleta pista ciclabile continua a far discutere. Non le manda a dire Andrea Barresi, ex assessore all'ecologia ed attuale consigliere comunale. È un problema di natura endemico, c'è sempre stato, ma adesso cosa accade? Col sopraelevamento ovviamente della pista ciclabile l'acqua ovviamente si crea un'ulteriore barriera. Cosa chiediamo all'amministrazione comunale? E ovviamente in questo speriamo che il signor sindaco sia abbastanza solerte di trovare una soluzione tecnica al fine di eliminare tutta l'acqua che scende ovviamente da tutto il piano di San Cristoforo, da Via della Concordia e arriva sulla zona di un piano che è di una quota ovviamente sottostante. E non va meglio in via Acquicella Porto, dove sono esasperati i residenti del Civico 27. L'acqua è arrivata qua e noi siamo stanchi. E l'acqua del torrente esce tutta e c'è tutta la melma nei portoni e siamo stanchi noi. Ci sono persone come mio marito che è una persona invalida che non può scendere da casa e slittare, perché abbiamo paura anche di slittare nel fango. E la fogna che fuoriesce dai tombini, si riempie tutto, non possiamo uscire dalle case, tutti infangati, non sappiamo più a chi rivolgerci. Il video che vedete è stato girato sabato scorso, oggi non c'è più l'acqua, ma restano detriti e fango. Asfalto vecchio e nuovo che si sbriciola un po' ovunque, come all'imbocco di via Santa Sofia, dove questa transenna in curva e senza illuminazione non rappresenta il massimo in tema di sicurezza stradale. Ponte sullo Stretto, via libera all'accordo con l'Unione Europea per il cofinanziamento della parte che riguarda le ferrovie. Luca Ciliberti. Il progetto di costruzione del ponte sullo Stretto va avanti. Oggi un nuovo decisivo passo grazie all'accordo tra la società Stretto di Messina e l'Unione Europea. Con il CINEA, l'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, l'Infrastruttura e l'Ambiente, è stato firmato il Grant Agreement, ossia l'accordo di sovvenzione, che prevede un contributo di 25 milioni di euro a fondo perduto per coprire il 50% dei costi di progettazione che riguarda l'infrastruttura ferroviaria. La proposta che la società ha presentato nel gennaio di quest'anno con il bando Connecting Europe Facility for Transport è stata valutata positivamente da CINEA, poiché il ponte sullo Stretto di Messina rispetta i rigidi protocolli previsti dalla Commissione Europea per quanto riguarda priorità e urgenza, maturità, qualità, impatto ed effetto catalizzatore. La Commissione Europea ha dato il suo parere positivo dal momento che il progetto portato avanti dal governo riguarda l'interesse collettivo e fa leva su tutti gli obiettivi decisi nella regolamentazione dei corridoi TEN-T, la rete transeuropea, ossia la coesione, l'efficienza, la sostenibilità e l'incremento dei benefici per gli utenti. Tra i numerosi parametri presi in considerazione le positive ricadute socio-economiche e ambientali del progetto, tempi di viaggio ridotti enormemente, ma anche una netta riduzione dell'impatto acustico e delle emissioni inquinanti. L'Unione Europea ha ritenuto molto positiva anche la capacità del progetto di aumentare l'accessibilità e lo sviluppo economico di Calabria e Sicilia, migliorando così le connessioni tra queste due regioni con il resto d'Italia. In queste ore la società Stretto di Messina ha annunciato che la data di inizio lavori di costruzione del ponte sullo Stretto sarà a dicembre 2024 con le attività preliminari. Il cantiere vero e proprio con espropri e demolizioni partirà a maggio 2025 e l'opera sarà aperta al traffico nel 2032. Una breve pausa e poi ci occuperemo dei progetti che riguardano l'aeroporto di Catania. A Catania i manager di SAC presentano in Confindustria il nuovo Master Plan 2030 dei lavori di ampliamento di Fontanarossa in attesa di comprendere se e quando sarà avviato il processo di privatizzazione dello scalo. Luca Ciliberti. Fontanarossa potrebbe diventare un gioiellino di efficienza che fa gola a molti, ai capitali privati che intravedono scenari di sviluppo impensabili nell'aeroporto e in generale nel sistema di scali Catania-Comiso, affacciato su Taormina e sul sud-est dell'isola.
Poi c'è la politica che attraverso le governance e le camere di commercio di fatto controlla gli scali con il 60% delle quote di SAC. Stamattina l'amministratore delegato di SAC, Nico Torisi, ha incontrato il sindaco di Catania in Confindustria per illustrare il Master Plan 2030 che prevede opere strutturali di ampliamento in 2 fasi. Ci saranno investimenti per quasi 1 miliardo se non più, quindi l'aeroporto di Catania, la sua area, sarà la più grossa stazione appaltante dei prossimi anni per il Sud Italia. Il processo di privatizzazione interessi grossi gruppi imprenditoriali, dalla ex Atlantia dei Benetton agli argentini di Eurkenian fino a F2I che controlla molti scali strategici italiani. Fino ad ora non c'è mai stato alcun conferimento di incarico. La privatizzazione non è una cosa indispensabile, è un tema che ci è stato posto da tutti quanti i soci all'unanimità. Abbiamo lavorato con gli advisor per presentare una proposta che proprio nelle prossime settimane arriverà ai soci. Saranno questi e non certamente io o il nostro consiglio di amministrazione a decidere. Si è dovuto fronteggiare quel che economicamente era derivato dall'incendio fino a quando la situazione non migliora. È chiaro che secondo me è una lesione dei nostri interessi metterci sul mercato. Il comune è soggetto interessato pur con una percentuale minima di quote. La questione vera è in condizione l'aeroporto di Catania di arrivare a 20 milioni di passeggeri con quell'area di sedime che presenta, in quelle condizioni di urbanizzazione del territorio circostante? E adesso lo spettacolo dal social alla TV arriva sul palcoscenico il giovane attore siciliano Carlo Amleto con il teatro in musica. Eva Spampinato. Io vorrei fare una canzone, ma non so se già questa è una canzone. Io vorrei fare una canzone. Aspetta. Attore, comico, musicista, performer, tante anime in un solo personaggio che esce fuori dagli schemi e trova un suo spazio, confermandosi uno dei fenomeni comici più interessanti del panorama televisivo e artistico attuale. Sono uno che sa fare male tante cose e quindi diciamo questo. Carlo Amleto, nato e cresciuto a Caltanissetta, si è fatto conoscere dal grande pubblico con il suo TG0, dove scandisce le notizie a suon di musica. Disoccupazione che cresce diventa un problema, blocca i ragazzi e la loro carriera. Mi piace molto la musica, la comicità e cerco di trovare una grammatica che le possa mettere insieme, che in realtà esiste, si chiama teatro canzone, che inventò Gabber. Ma sono stati i social a fargli fare il salto di qualità. I video in cui interpreta Mozart, centralinista, o ancora il dottor Amleto, che cura i suoi pazienti attraverso la musica, sono diventati virali. Carlo adesso ha deciso di portare la commistione tra teatro, musica e comicità a un livello successivo e con il suo spettacolo Scherzo numero primo, opera prima, ha fatto il sold out anche a Catania, al Teatro Ambasciatori. Una breve pausa, poi la pagina del calcio con il Catania, il Messina e il Trapani. Eccoci al calcio, pareggio in rimonta del Catania a Foggia, inglese di Gennaro, nel finale rispondono alla doppietta di Tascone. Marco Carli. Il bello alla fine. Il Catania interpreta il suo film a Foggia, copione questa volta non certo brillante, soprattutto in un primo tempo in cui sono i rossoneri a fare il match. Ma nel finale, appunto, arriva il vero Catania, preannunciato già nell'intero secondo tempo. Al 42esimo della ripresa sul 2-0 per il Foggia, la rete di Inglese che riapre il match e al quarto di recupero Di Gennaro mette la firma sulla rimonta. Il Catania non molla mai. Le potenzialità di questa squadra sono immense, secondo me questo dobbiamo ripartire dalla rimonta, ma non tanto solo arrivare al risultato, ma proprio dal discorso della forza che ci abbiamo messo per andarla a riprendere, comunque fuori casa, in un campo non facile. Questo è l'epilogo che racconta di nuove convinzioni. L'avvio del match aveva detto altro, intanto la commozione di uno stadio intero per i 3 giovanissimi tifosi foggiani morti la settimana scorsa di ritorno dalla trasferta di Potenza. E poi, dopo l'errore in avvio di Montalto, un Catania che abbassa subito il baricentro, poco aggressivo e con i reparti distanti tra loro. Tascone buca gli etnei 2 volte, nel primo tempo al volo sotto la traversa e in avvio di secondo con un sinistro rasoterra sul primo palo. Toscano d'inizio ripresa aveva cambiato la formazione iniziale, Quaini, Inglese, D'Andrea e Lunetta danno nuova verve. I rossazzurri sbagliano anche un rigore con D'Andrea, ma continuano a crederci e alla fine, come raccontato, acciuffano il pari. La cosa che mi è piaciuta di più è che se analizzi i 90 minuti è una prova di forza, perché ribaltare 2 gol dopo anche il rigore sbagliato e crederci fino alla fine è una prova di forza. Il primo tempo dobbiamo analizzarlo bene con i ragazzi, ripeto, con lucidità e serenità, se vogliamo alzare il nostro livello e diventare una squadra ambiziosa. Settima gara senza vittorie per il Messina, fermato al Franco Scoglio dal Monopoli. Successo importante invece per il Trapani, che al provinciale ha superato l'audace Cerignola. Sergio Colosi.
Il Messina non sa vincere mentre il Trapani si rilancia. Al Franco Scoglio contro il Monopoli 0-0 con tanta amarezza. Per i giallorossi che collezionano ancora un pareggio, il terzo consecutivo, il sesto in 10 gare senza successi da 7 giornate. E anche per i pugliesi brillanti e vincenti in 4 trasferte su 5 che si fermano nell'occasione in cui avrebbero potuto isolarsi al secondo posto. Meglio gli ospiti nei primi 25 minuti con Krapicas decisivo su Grandolfo e Valenti. Monopoli senza la difesa titolare, ma l'attacco del Messina, più spuntato del solito dopo l'infortunio di Anatriello e le condizioni precarie di Luciani, crea pochi pericoli con Petrungaro e Ortisi. Anche Vitale è sempre attento e dove non arrivano i portieri si sostituiscono i compagni di reparto con i salvataggi di Derisio ad inizio ripresa in area pugliese e Rizzo nel finale dalla parte opposta. Si riscatta invece il Trapani che realizza una cinquina all'audace Cerignola, la cui difesa era imbattuta da 4 giornate. Apre Silvestri di testa, raddoppio di Bifulco e terzo centro di Fall in una gara virtualmente chiusa nel primo tempo. Nella ripresa Lescano e Celiento fanno pocherissimo, nel mezzo il gol del Cerignola con Sainz Mazza. 5 reti il Trapani le aveva già segnate a Potenza e 4 alla Turris, segno evidente che punteggi così larghi non sono una casualità, ma frutto di organizzazione, stimoli e motivazioni, non sempre presenti però nella formazione granata. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona serata.